La cosa dell'allucinante, se non del ridicolo, siamo 20 anni che aspettiamo la piscina, noi stessi con le nostre manifestazioni sono 5 anni che ci avevano promesso la piscina, l'hanno firmata, è stato firmato un accordo, eravamo prossimi, sentendo il sindaco, la posa della prima pietra e adesso scopriamo così tutto d'un tratto che la piscina non si farà più. Lo stop dell'autorità portuale alla nuova piscina di Marghera è stato un fulmine a ciel sereno per la popolazione che attende quest'opera da almeno 2 decenni. Alvise Ferialdi, storico animatore dei comitati locali, vaga sotto shock per le vie della città Giardino, in tenuta adeguata alla protesta che ha lanciato sul web. Cosa può fare il cittadino? Abbiamo una mail, il presidente, il dottor Musolino, ha una mail apv@port.venice.it, scriviamo gentilmente, cortesemente al presidente che abbiamo e vogliamo la piscina. L'idea di individuare una nuova area e ripartire da capo con un iter burocratico che durerà anni, sostiene Ferialdi, è semplicemente inconcepibile. Veramente il cittadino è stufo e annoiato, specialmente a Marghera dove noi non riusciamo ad ottenere niente. Un sentimento condiviso da gran parte dei margherini, stanchi di vedere le proprie esigenze costantemente messe da parte per gli interessi di quartieri più blasonati. La piscina la fanno nei paesetti con 1000 abitanti, dobbiamo trasferirsi via Milanese e andare dove per fare cioè anche noi in una certa età abbiamo bisogno di una piscina, però tutti i giorni per fortuna che io vado al mare e me la passo là, però penso un po' a tutti, non sarebbe giusto farla. Chi faccia qualcosa perché non c'è niente quasi, giusto chi faccia anche queste robe qua per noi altri, insomma, che ne tocca andare fuori da qua per avere qualcosa. Marghera non è che sia presa in considerazione come diciamo città, ecco. Prima via Venezia, poi Mestre e quello che resta per Marghera. Briciole e basta. Diria che quando piove piscine che ne sia abbastanza ora, perché scarichi non funziona, basta 2 giorni di acqua e si va sotto acqua. Marghera sì, dovrebbe essere rivalutata nella maniera tale per la quale essa vale e diciamo che condivido pienamente quello che era stato esposto per la previsione di questa istituzione della piscina e chissà che sia fatta, insomma, perché Marghera merita.